Siamo completamente abbandonati, veramente non ci sono priorità per la polizia comunale, non si capisce cosa facciano, l'unica priorità è mettere delle multe ai cittadini per bene e lo dico fuori dai denti proprio perché non è possibile andare avanti con questa situazione. Siamo veramente bersagliati, l'unica cosa è far cassa e multarci e quando noi veniamo scippati e le nostre case vengono derubate, la polizia comunale proprio se ne frega completamente. Giovedì mattina, tra le 9 e le 11, mi è stata rubata la mia automobile all'interno della mia abitazione in pieno centro storico a Padova, per cui sono parte... Come hanno fatto a entrare? Era in garage? Era in cortile interno, sì, chiuso. Io di sera ho paura. Cioè quando rientro in casa, prima di aprire la porta mi guardo attorno. Di cosa ha paura? Di tutta questa gente che gira troppa. Non sono razzista però. Lei abita a Padova? Qui in centro, E ha paura qui in centro? sì. A me rubano la bicicletta e non vado neanche a denunciarla, Quante volte gli hanno rubata? 10 volte. Io ho fatto il nonno vigile in via del Santo, 3 me le hanno portate via, io lì a 3 metri la bicicletta me l'hanno portata via. Le cose non cambiano nelle parole, nei racconti di chi arriva in centro dalla periferia o dai comuni del circondario. Dove abita lei, per esempio, si sente sicuro? A seconda dell'orario. A che ora è che non si sente più sicuro? Beh, naturalmente il problema è nelle periferie verso le 20, 20 e 30. Lei personalmente si sente sicura? Non molto perché ho già ricevuto la visita più volte, quindi In casa? molte, certo, in casa a Selvazzano, io abito a Selvazzano.